Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Scandalo della sanità in Sicilia, a Palermo la protesta dei 5 Stelle capitanata dal leader del movimento Giuseppe Conte. Al corteo per le vie del centro si è unito il PD. La disperazione dei genitori dei piccoli pazienti della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, riuniti in presidio permanente davanti all'ospedale. A poco più di un mese dallo scadere dell'ultima proroga, le famiglie non hanno ancora certezze sul futuro del centro. Catania era stato teatro di una rissa a colpi di sedie e tavolini, ristorante chiuso per 15 giorni per esigenze di sicurezza pubblica. La spiaggia di Cala Mosche nel Siracusano, inserita tra le 40 più belle d'Europa, regna invece il degrado in un sito della terra di Pirandello. Monica Bellucci, star dell'ultima serata del Taormina Film Festival al Teatro Antico. La protagonista di Malena annuncia il ritorno sul set in Sicilia. Salina si rinnova l'appuntamento con Mare Festival, che celebra anche quest'anno Massimo Troisi, l'arte di far ridere spiegata da Massimo Boldi, Ezio Greggio e Barbara Foria. Calcio, il Palermo esonera il tecnico Dionisi, in settimana l'ufficialità di Pippo Inzaghi. Con Pelligra a Catania pronti ad essere ufficializzati i ruoli chiave della dirigenza e dell'area sportiva del club rossazzurro. Ben trovati. Oggi a Palermo l'opposizione è scesa in piazza. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in prima fila nel corteo che ha attraversato le vie del centro del capoluogo. Stufi, ha detto, di rimanere in lista d'attesa. Marco Gullà. Basta scandali sulla sanità. Il Movimento 5 Stelle, assieme ad alcune frange dell'opposizione politica, ha sfilato oggi pomeriggio per le vie di Palermo per ribadire che la sanità deve essere per tutti. La manifestazione arriva dopo lo scandalo delle liste d'attesa infinite nell'isola e a 2 giorni dagli arresti per le mazzette legate ai bandi sanitari. Centinaia i partecipanti, pullman arrivati da ogni parte della Sicilia. In prima fila nel corteo a Palermo c'è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E allora sono stufi di stare e rimanere in lista di attesa mentre i comitati di affari sono in prima linea a scolparsi la sanità pubblica. Dobbiamo dire basta ai definanziamenti, ai tagli di Giorgia Meloni, basta un governo inefficiente che addirittura qui toglie solo alla Sicilia 140 milioni del PNRR destinati alla sanità. La sanità qui in Sicilia in particolare, ha aggiunto Conte, vede persone che non riescono a curarsi, c'è chi è costretto ad andare fuori dall'isola. Il corteo ha sfilato per le vie del centro di Palermo, arrivando fino a Piazza Bologni a supportare la manifestazione anche il PD. Nella terra in cui gli scandali che riguardano la cura dei malati sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti, così come è accaduto per il ritardo degli esami istologici, per lo scandalo della gamba messa in sicurezza col cartone a patti, da questa terra parte oggi il riscatto. Vogliamo un modello di sanità basato sulla meritocrazia e che arrivi ad ogni individuo. Il governo Meloni, dietro slogan e fake news, taglia risorse alla sanità pubblica, aumenta le opportunità per la sanità privata, mortifica professionalità di operatori e diritti, specie delle fasce più deboli, ha invece detto Leoluca Orlando, europarlamentare, anche lui presente alla manifestazione. Ed è stata tempestiva la reazione di Forza Italia Sicilia alle parole del leader 5 Stelle Conte. Da lui si legge in una nota appunto di Forza Italia Sicilia: solo annunci, evidenzia il coordinamento regionale. Sul versante opposto, aggiunge il governo Schifani, ha rimesso in moto 1,5 miliardi di euro bloccati da anni. Gli obiettivi dunque sono chiari e i risultati concreti. Negli ultimi 2 anni la Sicilia ha chiuso in pareggio, nel 2024 è tra le poche regioni in attivo al pari dell'Emilia Romagna.
E si parla ancora di sanità. Il tema, quello che stiamo per raccontarvi, è stato sicuramente uno degli argomenti che è stato trattato proprio dal palcoscenico della protesta a Palermo. Una frangia molto corposa di genitori invece stava protestando a Taormina. Parliamo del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, appunto dell'ospedale di Taormina. Rischia ovviamente la chiusura al termine di una proroga che scadrà il 31 luglio. Il presidio dei genitori è stato attivato. Sentiamo. Oggi 15 giugno 2025 noi mamme del Comitato Genitori siamo qui perché siamo stanche di essere prese in giro e siamo stanche di sentirci prese in giro noi e i nostri figli. Un silenzio che sta spezzando il cuore dei piccoli pazienti, dei familiari, degli operatori sanitari del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Lo striscione appeso fuori dall'ospedale San Vincenzo Emblematica racconta lo stato di incertezza che ancora si registra a pochi giorni dal termine dell'ultima proroga che scadrà il prossimo 31 luglio. Una protesta, quella del Comitato Genitori dei piccoli pazienti, che sta montando sempre di più. Adesso alcuni genitori hanno deciso letteralmente di piantare le tende e presidiare l'ingresso dell'ospedale finché non avranno delle risposte chiare. L'unica certezza che abbiamo è che il 31 luglio chiuderà questo reparto e dopo cosa faremo? Noi non ci stiamo, noi non vogliamo finte promesse, infatti basta con le finte promesse, con le passerelle, basta con le prese in giro. Noi non ci muoveremo da qui finché praticamente non avremo delle certezze e non più promesse e parole. Resteremo qui giorno e notte. Una protesta che i genitori hanno portato anche a Palermo durante la manifestazione sulla sanità. Qui ad oggi, io sono di Palermo, ma qui ad oggi non c'è nessuno che garantisca 24 ore su 24 l'emergenza in caso di attacco di cuore, per quanto riguarda la questione pediatrica chiaramente. E adesso cambiamo argomento. Sparatoria nel tardo pomeriggio di ieri ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, ferito un uomo che comunque non è in pericolo di vita. Nella notte è stato identificato colui che gli ha sparato. Maglio Viola. È stato identificato e denunciato per tentato omicidio l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una lite, ha estratto una pistola e sparato a Rosario Urso, 43 anni. Urso, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termini Imerese, ha riportato ferite serie ai piedi e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto in contrada Sperone del paese marinaro della provincia di Palermo, Altavilla Milicia appunto, coinvolti due fratelli, entrambi identificati. Il denunciato per tentato omicidio è proprio uno dei due. Da comprendere se Urso, il ferito, fosse il terzo contendente della rissa o una vittima accidentale del ferimento. Sono in corso indagini per risalire ai motivi della lite e alle fasi che hanno portato al ferimento di Urso. Oltre ai due fratelli, identificati e ascoltati a lungo nella notte, sono stati sentiti anche alcuni testimoni, per lo più passanti, ma le loro dichiarazioni fino ad ora non sono state utili alle indagini. Ci spostiamo a Catania. Era stato teatro di una rissa a colpi di sedie e tavolini. Adesso il ristorante catanese è stato costretto a chiudere per 15 giorni per motivi di sicurezza pubblica. Orazio Longo. Quella rissa a colpi di sedie e sgabelli costa cara al ristorante di via Garibaldi a Catania, che è stato teatro dei fatti e che si vede ora sospendere l'attività per 15 giorni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso dal questore secondo quanto previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il fatto era avvenuto alcune settimane fa, quando fuori dal locale si era verificata una violenta zuffa scaturita per futili motivi, nel corso della quale sedie, sgabelli e tavoli sono stati usati come armi improprie. Queste le immagini che hanno fatto il giro del web e dove si vede la via piena di gente impaurita. I partecipanti alla rissa con la loro condotta hanno messo a rischio l'incolumità dei clienti all'interno e all'esterno del locale, nonché tutte quelle altre persone che in quel momento si trovavano a passare, ed erano in tante. Gli investigatori della squadra mobile hanno visionato le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e hanno ricostruito l'intera vicenda. L'articolo 100 consente al questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico quando l'esercizio è teatro di tumulti o gravi disordini e costituisce un pericolo per l'ordine pubblico.
Restiamo a Catania, ha lasciato il figlio minore dal barbiere ed è andato a spacciare a bordo del suo scooter, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia, che ha notato nei pressi di via Luigi Sturzo un uomo a bordo appunto della moto che stava consegnando un involucro a una persona ricevendo denaro. Nel marsupio del 34enne hanno trovato 11 involucri contenente marijuana e 650 euro, mentre era ancora in atto il controllo. L'uomo è stato raggiunto dal figlio minore che, non vedendo più il padre tornare per riprenderlo, è andato alla sua ricerca. Il miglioramento del servizio idrico in Sicilia grazie ai 230 milioni che arrivano dall'Europa. Entriamo nel dettaglio di quello che si potrà realizzare per migliorare acquedotti, potabilizzatori e impianti di collegamento fra le dighe. Manlio Viola. Opere infrastrutturali per collegare fra loro le dighe del centro Sicilia, fra Enna e Caltanissetta, potabilizzatori per l'uso di acqua di nuovi pozzi nel Trapanese e nell'Agrigentino, impianti galleggianti di prelievo acqua dalle dighe della Sicilia orientale per evitare il pescaggio dei fanghi dal fondo. Sono soltanto alcune delle opere che potranno essere realizzate con i 230 milioni di euro destinati alla gestione del servizio idrico integrato in Sicilia e che la Commissione europea ha sbloccato dandone notizia alla Regione. Si tratta di circa 150 milioni di euro di opere già messe a bando per potabilizzatori, dissalatori e interventi sulla rete idrica che potranno adesso essere finanziate con risorse comunitarie, liberando altre risorse regionali o statali o fondi di coesione, mentre progetti e opere per altri 80 milioni potranno essere programmati dagli ATO idrici in base alle urgenze e alle scelte che verranno operate. I fondi adesso sbloccati sono sempre stati a disposizione della Sicilia nel programma 2021-2027, ma non erano spendibili. La condizione della sottomisura era l'adozione del piano idrico d'ambito in tutti gli ATO siciliani. A sbloccare le risorse è stata proprio la comunicazione del completamento dei piani d'ambito. Tutte le strutture idriche siciliane adesso hanno un piano chiaro e definito. Si tratterà nei prossimi mesi di applicarlo e spendere presto e bene entro il 2027. La spiaggia del Caos, la contrada che ospita la casa natale di Luigi Pirandello al confine tra i comuni di Porto Empedocle e di Agrigento, oggi in piena estate zeppa di rifiuti con discariche tutto intorno e addirittura con un cantiere. Lo ha denunciato l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento. Povero Luigi Pirandello, denunciano gli ambientalisti, hanno trasformato la sua spiaggia da un paradiso in un inferno, come avete visto dalle immagini. Una brutta faccia della medaglia, dall'altra parte invece c'è la spiaggia di Cala Mosche. Siamo nel Siracusano ed è stata inserita tra le 40 spiagge più belle d'Europa. Sentiamo Francesco Aloi. Tra le 40 spiagge più belle d'Europa, secondo The Telegraph, 5 sono in Italia, una in Sicilia e Cala Mosche tra Noto e Pachino nel Siracusano. Per arrivare al mare dobbiamo fare un po' di strada a piedi, ma ne vale la pena. Siamo nella riserva di Vendicari. Per noi può essere solo un vanto, perché avere riconosciuto l'importanza di questi luoghi a livello europeo senz'altro fa piacere. La sabbia dorata e l'acqua cristallina hanno affascinato anche il quotidiano britannico. Meraviglie che però vanno tutelate. Qui, come in ogni altra spiaggia della riserva, ci sono delle regole, restrizioni da rispettare. Non si può giocare a pallone, non si possono portare radio, perché tutte queste attività umane contrastano con quello che è la conservazione di questi luoghi. Anche l'accesso è limitato. Chi viene qui non troverà mai una distesa di ombrelloni. E proprio nella spiaggia di Cala Mosche, che è la più piccola della riserva, è stato stabilito un numero massimo di 550 presenze. E questo per evitare che il carico umano sia eccessivo per questi luoghi. E poi c'è una tranquillità ormai quasi introvabile. Si sentono solo il mare e gli uccelli. Un paradiso terrestre da salvaguardare. Il sole splende, la voglia di tintarella chiama, ma il rischio scottature non solo è dietro l'angolo. La giusta scelta della crema solare, dunque della protezione, può evitare davvero tanti guai. Ma sentiamo Veronica Barbarino.
Estate vuol dire spiaggia, ombrelloni, granite e abbronzatura, ma attenzione, sotto il sole non ci si va mai senza crema solare. Io non utilizzo fattore di protezione, prediligo l'olio, se con i brillantini ancora meglio. Ma il sole non perdona, i raggi UV colpiscono in ogni momento e scottature, rughe precoci, macchie solari e neoplasie sono dietro l'angolo. La pelle va difesa non solo in spiaggia ma anche in montagna, in città e perfino in piscina. Io utilizzo una crema 30, una protezione perché effettivamente sono molto chiara, quindi preferisco proteggere la mia pelle e soprattutto anche per il viso. Nonostante non sono chiarissima, preferisco proteggermi e utilizzo almeno una 30. Ogni pelle ha la sua storia e il suo fototipo. Importante è individuare il fattore di protezione più adatto al proprio fototipo e godersi i benefici del sole. A Catania oggi la corsa del ricordo, evento nazionale nato per non dimenticare le foibe, ma quest'anno nella città di Catania è stata dedicata anche a Santo Re, ucciso lo scorso maggio. Adelaide Barbagallo. In piazza Tricolore a Catania la corsa del ricordo dedicata a Santo Re, brutalmente ucciso a coltellate lo scorso 30 maggio. La gara podistica, nata a Roma per il terzo anno consecutivo, fa tappa nella città dell'elefante. Promossa da ASI, vuole ricordare attraverso il running la tragedia delle foibe, l'esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmata di Fiume, dell'Istria e di Pola. Ma quest'anno a Catania assume un valore particolare. Guardiamo Santo Re, un'altra vittima della barbarie umana. Lo sport non crea staccati, non alza muri, crea amicizia, crea rispetto, crea regole che vanno a favore della società, per una società migliore. La corsa del ricordo è un evento nazionale che coinvolge e unisce tantissime città. Ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo tra poco con lo spettacolo e con Monica Bellucci, che è stata la star dell'ultima serata al Taormina Film Festival. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Monica Bellucci, star dell'ultima serata del Taormina Film Festival che si è chiuso al Teatro Antico. Miglior film, For Your Sake, e poi tanti altri dettagli che ci racconta Orazio Longo. Il bagno di folla tra le vie di Taormina, scandito da flash, autografi, sorrisi, strette di mani, la standing ovation al Teatro Antico. Monica Bellucci incanta la Sicilia nella serata finale della 71esima edizione del Film Festival. Accompagnata dal regista Tim Burton, suo compagno di vita, l'attrice ricorda la sua esperienza isolana con Tornatore, quando la volle protagonista del film Malena. Malena è una donna che vive in un mondo di uomini e deve lottare per sopravvivere. È stato un film per me molto importante, un'esperienza artistica e umana incredibile, e è un film che mi ha aperto tante porte internazionali e che mi ha permesso di passare un periodo incredibile in una terra magnifica che è la Sicilia. Monica Bellucci tornerà a girare in Sicilia già a luglio, quando sarà diretta da Giovanni Tortorici in Chettis, prodotto da Luca Guadagnino. Ma attenzione a definirla diva, un termine, dice, che non le appartiene. Non mi sento per niente questo, mi sento solo un'attrice che ama il suo lavoro e segue un percorso, ma penso che in Italia abbiamo tantissime attrici meravigliose con tanto talento. A vincere il premio come miglior film del festival è stato For Your Sake di Axel Monsù, migliore attrice Ebad Hassan per Brides, Giovani Spose, miglior attore Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Penn, miglior regia ad Alex Garland e Ray Mendoza per il film Warfare, Tempo di guerra. Adesso andiamo a Salina, dove come ogni anno, si rinnova l'appuntamento con Mare Festival per celebrare il genio del cinema e della commedia italiana, Massimo Troisi. La nostra inviata Eva Spampinato. L'isola del Postino, la Salina di Troisi, ha fatto risplendere il cinema italiano che come ogni anno da 14 anni si incontra qui per celebrare il genio dell'attore e comico napoletano che rivoluzionò la commedia italiana. La sua era una ironia sottile e lenta, minimalista, all'opposto della battuta travolgente e esplosiva che ha caratterizzato la carriera di Massimo Boldi. Lo abbiamo incontrato prima di ricevere il premio. La mia comicità è più bambinesca, fanciullesca. La sua è un momentino un po' più arguta, ecco. Siamo due
possiamo dire modelli unici. In 60 anni di carriera, Boldi ci ha fatto ridere in tutte le salse, al mare, sulla neve, a Natale, pure in crociera. Speriamo di farne almeno ancora uno, vacanze di Natale a Salina. O Natale a Salina. I don't speak English. Si sente. Ma l'appellativo Cipollino te lo porti ancora dietro? Sì, Cipollino, ma Cipollino guarda che non c'è un concorrente di Cipollino. Quello fai, ciao Cipollino. Tra gli altri protagonisti del premio Troisi di quest'anno, Ezio Greggio, premiato per lo spettacolo teatrale Una vita sullo schermo, Alessandro Preziosi, Giuseppe Zeno, Marina Suma e la vulcanica Barbara Foria. C'è sempre un vulcano, io mi porto un po' di Vesuvio, poi arriviamo qui. Io sono un vulcano e quindi questo posto è magico e ribolle proprio. Quindi Ida, tu immagina di essere qui a Salina, immagina che io ricevo un premio, immagina io sono Barbara Foria, tu immagina invece tutto questo è realtà. Ci fermiamo ancora e in chiusura ci sarà il calcio perché è tempo di obiettivi da raggiungere per le squadre siciliane. A tra poco. Siamo tornati in studio. Il Palermo ha esonerato Alessio Dionisi in settimana. Intanto l'ufficialità per Pippo Inzaghi, Marco Gullà. Un ritardo legato solo alla rescissione contrattuale di Alessio Dionisi, che però non è arrivata come sperava il Palermo, che dopo varie trattative ha dovuto quindi virare sull'esonero dell'allenatore. Alessio Dionisi è infatti stato sollevato dall'incarico e adesso il Palermo sarà libero di ufficializzare Pippo Inzaghi, che sta già comunque lavorando alla costruzione della squadra. La settimana che inizierà domani sarà comunque quella della fumata bianca. Inzaghi firmerà un biennale con opzione per il terzo. Si attendeva solamente appunto l'addio con Dionisi, che è arrivato oggi. E parallelamente inizierà anche il calciomercato dei siciliani, una zona nevralgica in cui sarà necessario intervenire il centrocampo. In qualità di regista, in pole c'è sempre Salvatore Esposito dello Spezia, anche se non è un affare semplice. Si studiano le alternative, sono due giovani, Amatucci, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, e Pitia 2003 del Bologna, l'ultima stagione in prestito al Sud Tirol. Con lo Spezia autostrada di mercato anche per Elie Reca, piace anche il difensore Marc Andalli, si tratta di un difensore classe 2002, pertanto che ha disputato la seconda parte di stagione da gennaio in poi a Venezia, collezionando 8 presenze. Prima di approdare sulla Laguna, Marcandalli giocava nel Genoa, che detiene il cartellino, dove però ha disputato solo 2 presenze. E poi l'attacco, Borelli torna in auge, ma si attende però di capire quale sarà la situazione del Brescia, virtualmente fallito. Adesso veniamo al Catania, il presidente Pelligra in città e dunque stanno per essere ufficializzati i ruoli chiave della dirigenza. Francesco Triolo. Con la presenza del presidente Rosario Pelligra in città, la programmazione per la prossima stagione del Catania nel momento clou viaggia su 2 binari. Il primo è quello legato a Torre del Grifo. A giorni verrà stabilita la data dell'asta al rialzo, alla quale potranno partecipare anche altri soggetti, ma se così non dovesse essere, il Catania avrebbe l'impianto per sistemarlo secondo le proprie esigenze. Difficilmente in tempo per il rientro dal ritiro di Norcia, ma comunque si avvierebbero i lavori almeno per i 2 campi in erba sintetica, così da consentire alla squadra di potersi allenare. Il secondo binario è quello dell'organizzazione societaria e le prime ufficializzazioni dovrebbero arrivare da martedì, anche se i ruoli chiave ormai sembrerebbero essere stati definiti, con Alessandro Zarbano, direttore generale, e Ivano Pastore che dovrebbe prendere il posto di Daniele Faggiano, così da essere lui a gestire il mercato, per il quale occorrerà stabilire anche il budget, che dovrebbe andare oltre i 4 milioni di euro impegnati per Torre del Grifo. Sul fronte dei nomi ancora non c'è una chiara indicazione su quelli che saranno i confermati e chi invece sarà messo in lista d'uscita. C'è da capire quale sarà anche il destino dei giocatori che si trovavano in prestito come Ciancio e Cicciarelli, ma anche Castellini, che potrebbe essere ripreso dal Pisa. Il problema più complicato sarà quello di piazzare i giocatori più pesanti e che non rientrano nei piani del Catania. Teio di rientro da Salerno, Luperini, e viene considerato anche il contratto del tecnico Lucarelli e del suo staff, ancora libro paga del Catania. Si parte, insomma, da queste priorità. Il telegiornale è finito, a tutti voi grazie per l'attenzione, una buona serata.